hanno vinto tutti in questo progetto. Ha vinto la salute per chi pedala o chi va a piedi, ha vinto l'ambiente, abbiamo risparmiato anidride carbonica come se fossero stati piantati 4.000 alberi, e poi ha vinto la comunità, ha vinto la circolarità dell'investimento. 104.000 euro reinvestiti nel territorio nei nostri piccoli esercizi. Rossella Cendron, sindaco di Silea, rappresenta uno dei 18 comuni che hanno partecipato a Bike to Work, l'iniziativa che ha premiato con buoni spesa dal valore di 10 euro i cittadini che utilizzavano bici e monopattini elettrici per il tragitto da casa al posto di lavoro. Sul piatto 104.000 euro terminati nell'arco dei soli mesi estivi, giugno, luglio ed agosto. Un trionfo non direi inaspettato, ma un trionfo desiderato, nel senso che più gente pedala, meno gente si mette alla macchina, più gente va in bicicletta, meno si inquina, più gente va in bicicletta, è come se noi piantassimo davvero tanti alberi. E siccome l'obiettivo di tutti gli amministratori è quello di lasciare a chi verrà dopo di noi una città migliore rispetto a come l'abbiamo ereditata, ecco, io credo che questa sia la strada giusta. Era giusto tarare qual è l'uso della bicicletta a Treviso e l'abbiamo fatto in maniera importante. Ringrazio veramente tutti i comuni contermini e quelli limitrofi, perché l'IPA è composta da tanti comuni, che coinvolge più o meno 300.000 abitanti, e quindi è un dato sicuramente importantissimo. Sicuramente questo esperimento ci ha dato anche molte idee per un futuro, soprattutto nell'uso della bicicletta per i brevi tratti. L'auspicio ora è che l'incentivo possa conquistare sempre più cittadini, portando ad avere sempre meno auto sulle strade e un minor inquinamento. I chilometri registrati dall'app Ecoattivi avrebbero permesso di risparmiare 80.000 kg di CO2. Quando si parla di non amministrare guardando al proprio campanile, di amministrare guardando al territorio, di amministrare cercando di fare ragionamenti politiche di area vasta, il Bike to Work assolutamente lo è. Vi assicuro, avendo fatto il sindaco, che mettere insieme 18 comuni non è facile, 18 comuni che hanno trovato anche negli esercizi e nei negozi del nostro territorio un supporto, ma soprattutto hanno visto una grandissima risposta da parte dei cittadini, quindi direi che Treviso come grande comunità, insieme a tutti i comuni che hanno partecipato a questo progetto, veramente oggi possono essere soddisfatti e contenti. E se Treviso ha conquistato il titolo di città più verde d'Europa, è anche merito di progettualità corali e di larga scala come Bike to Work. La sostenibilità ambientale passa da un cambio di mentalità che qui a Treviso, attraverso buone politiche, stiamo attuando, e credo che anche la grande Treviso, che è stato un po' il segreto del successo di questo progetto, debba essere un po' un indicatore, la stella cometa delle politiche del futuro, perché oggi dobbiamo condividere politiche ambientali, condividere piani urbanistici, condividere la mobilità, la viabilità, insomma ragionare da comunità vasta e non da singoli comuni.